A Padova si è chiuso il progetto pilota che ha definito le nuove linee guida nazionali per i giardini terapeutici nella cura di persone con Alzheimer e demenza. La sperimentazione di 2 anni alla Casa Madre Teresa di Calcutta dell'Ops di Rubano, a Padova, con la cooperativa Giotto e l'università, dimostra ottimi risultati sul tono dell'umore, sulla consapevolezza di sé, sulla socializzazione, ma anche nella diminuzione dell'uso di farmaci e sullo stress degli ospiti che frequentano il giardino terapeutico, sia in caso di malattia lieve che nelle situazioni più severe, e anche dei loro caregiver, e traccia un vademecum che, primo in Italia, segna la strada per una terapia non farmacologica da affiancare alla terapia. I dati diffusi in un convegno di studi Curarsi con il Verde, il progetto Verbena, acronimo di Verde Benessere nell'Alzheimer. Il prototipo è già stato premiato in Italia da Innovation Lab ed è risultato terzo al mondo in una competizione che a Sydney valuta le start-up più innovative. Si è partiti da un terreno incolto e di fatto anche da un quasi deserto intorno a questo giardino terapeutico. Sì, in effetti siamo arrivati qui nei primi anni 2000, quando la struttura ha cominciato a prendere forma e l'intuizione che all'inizio il direttore Don Roberto Bevilacqua aveva avuto cominciava a fare i suoi primi passi realizzativi. Nel 2005 abbiamo realizzato questi giardini e devo dire che nel corso degli anni, guardando lo sviluppo che hanno avuto qui all'interno, abbiamo scoperto con gli studi successivi e con anche il confronto con una garden designer della caratura di Andrea Amati, abbiamo scoperto che l'impostazione generale era quella giusta e che abbiamo potuto registrare delle specificità che andavano un po' corrette da un lato e dall'altro integrate con nuove fioriture per dare continuità nel corso di tutte le 4 le stagioni, creare alcuni punti di interesse specifici per alcuni pazienti e un utilizzo un po' mirato anche delle potature per rendere ancora migliore la forma di alcune piante. E in questo modo il giardino ha potuto prestarsi in maniera veramente fruibile agli ospiti, ma dall'altro ci ha dato la possibilità di approfondire in maniera scientifica l'apporto che un giardino terapeutico può dare. Ecco, siamo ai primi passi proprio in questo ambito. Questo studio, questa sperimentazione sarà una guida per tutti, per tutta Italia? Allora, la sperimentazione ha come uno degli scopi principali quello di delineare un vademecum, delle linee guida da cui si può attingere informazioni precise per l'impostazione e la configurazione di giardini terapeutici in strutture che si prendono cura appunto dei malati di Alzheimer. Noi a questo proposito abbiamo fatto all'interno dello studio una ricognizione con buona parte delle regioni del nord Italia per capire le esigenze che sono presenti. Abbiamo visto che in molte regioni ci sono giardini già predisposti, ma molti di questi chi li gestisce dice che avrebbe bisogno della riqualificazione perché si sono accorti che usandoli in maniera attiva devono essere corretti e migliorati. Che cosa fanno le persone qui? Allora, come accennato, questo tipo di giardini possono essere usati o in maniera spontanea, cioè aprendo le porte e lasciando che gli ospiti possano frequentarlo in maniera spontanea, quindi tranquille e rasserenate, oppure provare a
stabilire alcune attività che rientrano dentro il sistema di cure non farmacologiche previste dalla struttura. Abbiamo visto per esempio che durante la sperimentazione attiva abbiamo introdotto per un periodo un'attività di orticoltura. L'interesse è stato altissimo, la partecipazione assidua, le persone che vi hanno partecipato erano veramente contente, hanno riacceso testa e cuore in modo veramente sorprendente. Tanto più anche tutto il resto degli ospiti che non partecipava direttamente alla sperimentazione ha subito questa attrattiva generale, e spesso e volentieri i cassoni dove si faceva questa attività erano sempre motivo di capannello tra gli ospiti, cosa che normalmente non succede. Quindi questo è un esempio eclatante di cosa ha voluto dire introdurre un'attività di questo tipo. Quali sono le persone che possono avere dei benefici effetti da questa fruizione? Innanzitutto gli ospiti pazienti con demenza, ma a seguire poi ci sono i familiari che vivono momenti veramente particolarmente interessanti con i propri ospiti, gli operatori di cui abbiamo appena detto che possono fruire del giardino facendo la propria attività, ma potremmo anche dire che poi ci sono anche altri effetti, altre ricadute importanti, come per esempio chi frequenta i giardini sia in uso spontaneo che in uso attivo, dalla ricerca emerge che c'è una diminuzione importante dell'uso di farmaci, quindi un risparmio in questo senso, non solo perché se ne usano di meno, ma perché se ne devono usare di meno per coprire gli effetti collaterali che questi farmaci eventualmente provocano. Non da ultimo, se questi giardini sono realizzati e manutenuti attraverso una cooperativa sociale come la Giotto, noi abbiamo la possibilità di fare degli inserimenti lavorativi per persone svantaggiate con ulteriori risparmi per la collettività. Come nasce questo progetto? Il progetto nasce dall'intuizione della cooperativa Giotto, che ha riconosciuto in Casa Madre Teresa un luogo che aveva le competenze nella gestione delle persone con demenza e soprattutto che aveva già una base di partenza dei giardini abbastanza all'avanguardia. E quindi come si è sviluppato? Si è sviluppato prima di tutto attraverso una fase di monitoraggio della letteratura, dopodiché abbiamo organizzato, grazie all'università, costruito un disegno di ricerca che poi ha portato avanti l'università in autonomia, gestito all'interno della nostra struttura attraverso la mia supervisione e il mio monitoraggio. Ecco, ci parli di quello che è questo giardino terapeutico, di cosa rappresenta, di cosa rappresenterà nel futuro? Nel futuro spero che rappresenti una vera e propria terapia, cioè che ci metta nelle condizioni di acquisire quelle informazioni sufficienti a permetterci di utilizzarlo nel modo più efficace possibile, in modo tale anche da ridurre la terapia farmacologica allo stretto necessario. Questo è l'auspicio e l'augurio per il futuro. Quello che adesso è un elemento fondamentale di vita, soprattutto per gli ospiti, ma anche per chi se ne prende cura, siano essi familiari, siano essi professionisti del settore. Il fatto di aver tracciato delle linee guida che saranno un po' un punto di riferimento che mancava è un aspetto importante.
Esatto, l'ambizione è anche un po' quella, cercare di costruire un patrimonio che non serva soltanto a noi come esperienza e competenza, ma metterlo a disposizione sia della comunità scientifica internazionale, ma soprattutto dei decisori politici e anche delle strutture che decideranno di dotarsi o meno di uno strumento come il giardino terapeutico. Ecco, mi sembra di capire che quello che è fondamentale non è solo un intervento, il giardino in sé, ma la collaborazione tra diversi ambiti che insieme lo fanno diventare terapeutico. Aggiungo un ulteriore elemento che è tutt'altro che secondario, la formazione del personale. Avere un personale preparato e competente nell'utilizzo di uno strumento come questo è la chiave di volta. È come avere una macchina senza un pilota che la sa guidare. Il Dipartimento e in particolare questo staff di psicologi ha avuto un ruolo importantissimo in questo studio. Sì, abbiamo un rapporto pregresso di lavoro insieme, però noi psicologi ci occupiamo di ambiti diversi, quindi c'è stata l'expertise della psicologia ambientale e l'expertise della psicologia dell'invecchiamento, che hanno trovato e coniugato un modo di interagire, perché la psicologia non è tutta uguale, abbiamo, come dire, necessità di trovare un modo di interagire anche metodologicamente con la ricerca. Non è sempre facile, soprattutto affrontando le sfide di quello che può essere poi il contesto in cui ci siamo trovati a lavorare, che non era un contesto di laboratorio sperimentale in senso stretto, ma un contesto di un giardino, con tutte le variabili che possono esserci, dal rumore al fatto che un giorno pianifichi e c'è la pioggia o è troppo caldo per gli utenti, e insomma coniugando le varie cose. Però oggi si è parlato di creatività, curiosità, ignoranza creativa, cioè da questo spirito e da questa passione abbiamo creato qualcosa di nuovo che ha un fondamento scientifico per la metodologia e per le teorie alla base e dei risvolti applicativi molto importanti. Ci vuole spiegare che cosa avete studiato e quali sono stati i risultati? Sì, l'equipe di psicologi insieme agli esperti nell'ambito del giardinaggio e anche delle specie vegetali abbiamo creato un setting all'aperto in cui grazie a un upgrade di piante che avevano caratteristiche funzionali allo stare all'aperto, dal colore al fatto di fiorire e garantire una fioritura durante l'anno, potesse, come dire, diventare un luogo di accoglienza. Le persone spontaneamente uscivano in giardino senza nessuna costrizione, queste persone uscivano e si è rilevato con delle osservazioni comportamentali come i loro comportamenti funzionali sono aumentati, quali quelli sociali. Le persone che stavano in giardino interagivano di più con chi gli stava attorno, dall'altro ospite a operatori oppure familiari, e anche allo stare con se stessi in modo positivo, e quindi ad esempio ad annusare un fiore, a toccare una pianta. Sono aumentati questi comportamenti, diciamo così, molto funzionali, e nello stesso tempo si sono ridotti dei comportamenti di agitazione, di aggressività proprio nello stare nel giardino. Tutto questo è stato rilevato all'interno di un anno di lavoro, da quando abbiamo rilevato a ottobre c'è stato un upgrade del giardino con rinnovamento delle piante, a giugno dell'anno successivo, in cui abbiamo rilevato in modo oggettivo se le persone uscivano di più. Quindi in un anno, nonostante queste persone abbiano avuto un cambiamento, nella maggior parte dei casi anche un peggioramento della loro sintomatologia, molti di loro continuano a uscire in giardino e a manifestare dei comportamenti positivi, quali interagire con gli altri o appunto stare bene con se stessi interagendo con gli elementi della natura. E per una malattia come la demenza e l'Alzheimer, l'interazione con i familiari, con le persone che stanno intorno ha un ruolo importantissimo. Sì, il caregiver di cui abbiamo parlato anche oggi è la persona che, il caregiver formale come l'operatore o anche comunque il parente, il familiare, ha un ruolo molto importante. Lo stare in giardino favorisce il benessere per tutti, per il momento in cui vedi che la persona sta in giardino e sta bene e interagisce con te, tutti provano delle emozioni positive e funzionali a stare lì, a continuare a stare insieme in questo luogo. In che senso si può parlare di una terapia?
Il giardino viene visto come terapeutico perché lo stare nel giardino stesso ha una funzione di riduzione dei sintomi e quindi è come se fosse la medicina sostitutiva. Tu non devi prendere la pillola, ma in questo caso stare in giardino diventa la tua dose, ecco, di benessere che ti porta a stare bene, a ridurre una serie di comportamenti legati al tono dell'umore, all'agitazione, che non sono solo curabili, tra virgolette, o controllabili con la farmacologia, ma il fatto di essere esposti in un contesto naturale. Questo è stato ulteriormente avvalorato da una ricerca che abbiamo, in cui non solo lo stare in giardino, ma anche fare attività in giardino, quelle che vengono chiamate l'attività di orticoltura, in cui è stato descritto oggi dalla scegliere il seme, scegliere il proprio spazio, dove seminare, a raccogliere il frutto, a portarlo in tavola e a mangiarlo, ha avuto dei grandissimi benefici anche nelle persone che presentavano un profilo più grave e soprattutto un declino, ecco, presentano un declino da un punto di vista proprio cognitivo. Quindi queste attività, diciamo così, funzionano diventano, come dire, si dice counteract, cioè controagiscono, impedendo il declino e favorendo una serie di funzioni positive, psicologiche, che appunto il benessere, la riduzione del comportamento, e proprio l'attività di orticoltura ha rilevato come la qualità di vita percepita dal familiare risultava essere proprio maggiore in queste persone. Possiamo dare una scala di misura dei risultati ottenuti? Sicuramente. La ricerca le ricerche che sono state portate da un punto di vista scientifico con un rigore metodologico hanno, come dire, delle evidenze di questo miglioramento. Tutte le ricerche che abbiamo portato avanti sono sì all'interno di un volume, ma anche in pubblicazioni scientifiche che da un punto di vista psicologico, comunque anche di altri contesti, come dire, avvalorano. Quindi, ad esempio, abbiamo trovato che le persone potevano, una volta effettuato l'intervento di upgrade, c'era chi non usciva, ma chi dal non uscire è uscito poi successivamente fino a 27 volte. Quindi vuol dire che sono usciti spontaneamente di più. Ci sono nel progetto dell'orticoltura quelle che si chiamano dimensioni dell'effetto molto forti, soprattutto nel tono dell'umore, quindi portando a una riduzione dei sintomi depressivi e un miglioramento della qualità della vita, attestato con dei test statistici che da un punto di vista psicologico hanno permesso queste pubblicazioni a livello internazionale. Ecco, questo quindi sia in caso di demenza lieve che nei casi più gravi. Sì, soprattutto laboratorio, diciamo così, la challenge, soprattutto la challenge che si è voluta svolgere con l'orticoltura, in cui hanno messo insieme gruppi con diversi profili, dalla persona che comunque magari poteva mantenere anche un aspetto comunicativo del linguaggio, alla persona invece che non parla più, e quindi mettendo insieme profili diversi, da lievi a gravi, comunque hanno trovato un vantaggio o comunque un beneficio dell'attività di orticoltura in tutti. Non è un giardino nato a caso, tutte le specie botaniche, tutti i luoghi, i profumi sono stati scelti appositamente. Sì, certamente dietro il giardino, come lo vediamo oggi, c'è una progettazione importante che tiene conto da un lato di quelle che sono le caratteristiche degli utenti, sia per quanto riguarda i pazienti ma anche per quanto riguarda lo staff assistenziale, e in base a queste esigenze poi si progetta il giardino, si scelgono le specie più adatte e quindi si ha un contesto che sia poi funzionale agli obiettivi che ci si pone. Ecco, quali sono gli ostacoli che si devono superare, gli errori che non si devono fare? Ma fondamentalmente noi abbiamo a che fare con piante, le piante sono organismi biologici, reagiscono molto in maniera importante a quelle che sono le variazioni climatiche, quindi in questa epoca di grandi variazioni climatiche dobbiamo tener conto anche di questi effetti, ossia cercare di adattare e di scegliere soprattutto le piante in funzione degli obiettivi legati ai principi del giardino terapeutico, ma anche piante che siano in grado di resistere all'aridità a cui stiamo andando incontro e che anche garantiscono delle buone doti di manutenzione, perché la manutenzione rappresenta poi uno dei costi più importanti nella gestione del giardino. Uno degli aspetti delle ricadute importanti abbiamo visto è proprio sulla consapevolezza, per cui queste piante spesso sono conosciute da chi poi le deve toccare, annusare, maneggiare.
Sì, il grado di confidenza tra l'utente del giardino e le piante presenti è un elemento importante, non solo per la conoscenza pregressa, ma anche perché appunto le piante conosciute evocano sensazioni, ricordi che sono degli elementi importanti per la cura e il sostegno delle persone malate. In generale, come la natura agisce sul nostro benessere? Agisce con tanti meccanismi, ma soprattutto facendoci ricordare che anche noi siamo natura. È veramente un piccolo giardino, ma in realtà un grande risultato quello che state conseguendo in questa casa. Sicuramente sì, è veramente un grande risultato sia per la qualità del giardino in cui noi ci troviamo, ma anche per il numero di soggetti che hanno reso possibile il conseguimento di questo risultato, perché Casa Madre Teresa è l'ambiente nel quale noi ci troviamo, ma c'è la partecipazione della Giotto, c'è la partecipazione di ben due dipartimenti dell'Università di Padova, e questo credo indica un elemento importante che giustifica un risultato così significativo e che speriamo possa questo risultato essere tappa per ulteriori passaggi altrettanto significativi. Come sono cambiati gli ospiti che frequentano questo giardino, ma anche i loro caregiver? Sicuramente la malattia dell'Alzheimer in genere, insomma, la situazione del decadimento cognitivo impegna molto gli operatori che accolgono, ma anche i familiari che insieme agli operatori cercano di essere vicini alle persone con decadimento cognitivo nella maniera più rispettosa ma anche significativa possibile, e non c'è dubbio che accompagnare persone con decadimento cognitivo richieda una elaborazione del lutto che impegna molto le persone. Noi vediamo come questo non rappresenti un elemento scontato, ed ecco che la possibilità di abitare un luogo come questo, terapeutico anche nella disposizione degli spazi, nella selezione delle piante, nella stimolazione dei sensi, della vista, del tatto, dell'olfatto, eccetera, sia importante proprio in ordine non tanto a un andare verso la morte, ma un celebrare la vita così come si pone. Ecco, sono stati 2 anni di sperimentazione e piano piano si sono impadroniti un po' del giardino, l'hanno sentito loro. Assolutamente sì, l'hanno sentito loro i ricercatori, ma l'hanno sentito loro naturalmente gli ospiti della casa, e questo è bello perché anche da un punto di vista architettonico questi giardini sono sì circondati da una recinzione, ma hanno grandi finestre che consentono a chi è dentro vedere fuori e a chi è fuori di vedere dentro, e questo dice proprio come la partecipazione di tutti alla vita e alla sperimentazione che si è fatta in questi 2 lunghi ma già conclusi anni sia davvero corale, sia giusto e necessario che sia corale. È cambiato molto dall'inizio questo giardino ed è un luogo particolare in cui niente è messo a caso. Assolutamente, questo è un giardino meraviglioso perché sono state scelte le piante giuste per la cura della malattia di Alzheimer. È un giardino che ha dato un contributo straordinario, per esempio durante la pandemia, perché i malati hanno potuto usufruire di questo spazio e anche di piante con caratteristiche veramente straordinarie per loro, cioè piante che attirano la loro attenzione, come vedo gli Ipericum, come i Calicanthus che sono fioriti in inverno. C'è stata veramente un'attenzione straordinaria nella scelta delle piante e nell'impostazione. Devo dire che il dottor Andrea Melendugno, con un entusiasmo straordinario, guida questo luogo che è realizzato e tenuto dalla cooperativa Giotto con una passione incredibile, ma i risultati si vedono. Io ho la fortuna di frequentarlo e di vedere veramente persone
avere delle reazioni positive. Vedo veramente malati di Alzheimer, a volte anche in condizioni gravi, sorridere quasi in una maniera spontanea, veramente sorridere e apprezzare questo luogo e anche avere quella serenità, quell'aumento della serenità che è fondamentale nella cura della malattia di Alzheimer. Ecco, noi siamo abituati a pensare alla medicina in termini di chirurgia o comunque farmacologia e di interventi anche invasivi nelle persone. In questo caso la filosofia viene rovesciata e questo è un punto di riferimento anche per il futuro nel trattare le dipendenze e le patologie come quella della demenza e dell'Alzheimer. Tutti noi che lavoriamo diciamo nel verde terapeutico dobbiamo collaborare con i medici, è fondamentale, quindi l'intervento di medici specialisti, in questo caso per esempio i dati rilevati dalla professoressa Francesca Pazzaglia e dai suoi collaboratori sono stati appunto, cioè nascono da una collaborazione con l'università. È impossibile non collaborare con i medici, ma i medici da tempo si stanno rendendo conto dell'influenza che ha il verde su tante patologie, in questo caso sulla demenza, un'influenza straordinaria. In pratica il lavoro è quello di riconnettere persone con patologie come questa, ma anche altre, riconnetterli con la natura, riportarli a fare delle esperienze, a vivere dentro la natura coinvolgendoli, perché questo è fondamentale, non solo facendo una passeggiata. Il verde terapeutico prevede un coinvolgimento da parte del malato e da parte dell'ortoterapeuta, di chi segue il malato, un coinvolgimento nel verde, anche a volte solamente quando è possibile coltivando piccole piante, quando non è possibile anche solo toccandole, sfiorandole, avendo un rapporto con loro, instaurando una relazione con loro. Lei ha aperto una frontiera in questo senso. Attualmente come definirebbe lo stato delle cose? C'è molta strada da percorrere? Ma guardi, da quando ho pubblicato il mio libro Salvarsi con il Verde, da quando ho creato questa grande amicizia, a parte con la cooperativa G8 di Padova, con Andrea Melendugno, con questo centro, ma fortunatamente con tanti medici in Italia che stanno ponendo grande attenzione all'influenza del verde positiva sulle patologie, direi che siamo in grande ascesa, cioè è una situazione bellissima e positiva che sta ormai piano piano conquistando l'Italia. Abbiamo iniziato più nel centro-nord, ma adesso stiamo arrivando anche nel sud e questa è una bellissima notizia. Questo è un esempio emblematico di come ci si può prendere cura delle persone, che è proprio un ambito importante anche all'interno delle attività della Chiesa stessa. Sì, certamente questo è un centro di eccellenza, potremmo dire, da questo punto di vista, nato proprio dall'intuizione di un vescovo, di un pastore, che a seguito di una visita pastorale nella sua diocesi ha intuito la necessità di questa esigenza e naturalmente da quello che era un compito di assistenza è diventato invece un'esperienza di cura, di riabilitazione, di riqualificazione della persona, e quindi questo è un luogo di annuncio del Vangelo da questo punto di vista. Insomma. Come devono cambiare anche le strutture sanitarie? Quali sono diventati i valori fondamentali anche dopo il Covid? Ma certamente, come dire, c'è questa centralità della persona, l'abbiamo sentito anche nelle relazioni di oggi, no? Quindi di mettere al centro questa centralità della persona e il problema è coniugare tutte quelle che sono le altre dimensioni che fanno parte di un'attività sanitaria in modo tale che davvero siamo capaci di mettere al centro la persona, perché poi basta che pensiamo agli aspetti economici, no? E questo chiaramente diventa il puntum dolens di quello che sono i nostri propositi riguardo appunto alla centralità delle persone. Insomma.